428esima edizione della Fiera Franca di Cittadella, un evento che ha origini lontanissime e che quest'anno torna all'insegna della tradizione. Si tratta infatti di una fiera tra le più antiche d'Italia, sempre molto attesa dai cittadellesi, ma non solo. Finalmente ritorniamo senza le prescrizioni del Covid, quindi ritorna la nostra fiera come siamo abituati a vederla, una fiera antichissima appunto che ritorna e riparte dalle tradizioni, quindi riparte dall'agricoltura con il nostro mercato del bestiame del lunedì, la mostra delle macchine agricole, con le aziende agricole sulla riva dell'ospedale e poi la classica fiera che siamo abituati a vedere, quindi il Luna Park e tutte le bancherelle insomma da visitare e con i prodotti da assaggiare. 52 attrazioni a spettacolo viaggiante, oltre 250 fieristi, 60 espositori, e la presenza del nostro mercato cittadino fuori mura, quindi tornano i numeri del passato. Finalmente torniamo a respirare con l'edizione 428, la vera Fiera Franca di Cittadella. Attese più di 100.000 persone a Cittadella da sabato 22 a lunedì 24 ottobre, quando la fiera si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico alle 21:30. L'amministrazione comunale e le forze dell'ordine sono al lavoro per gestire il piano della sicurezza con tutta una serie anche di ordinanze.